Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Corsi all'Embaclè, canta alle cuse. Chi che tra senso si con tempo di amichine, chi che ti risolva la partita di cuse. All'Embaclè, all'Empier Baclè, all'Embaclè, all'Empier Baclè. Domenico Mungo al settimo minuto, un stadio da San Benedetto muto. Non è bastato il primo gol, pure che ne è piaciuto. Ci ha pensato Baclè con un rigore al 77. E chi su purpette, Braglia si diverte. Mina su tu sette, quando trassa. Oh, che, itta all'Embaclè. Oh, che, canta alle cuse. 90 minuti in su Tirol, è stata una partita a senso unico. Non solo tiri in porta e ne hanno fatto gol. Usano chi deru stiri giù in su Tirol. E poi allo stadio San Vito Gigi Marulla. Stadio San Vito Gigi Marulla. 20.000 cusentine loro solo 15 para la Champions League. Un gol all'Embaclè si è sentito fino a 12 para la Champions League. E i supplementari li lasciamo a voi, che tanto ci ha pensato un frascatore, uno di noi. Oh, che, Dorazio all'Embaclè. Oh, che, canta alle cuse. Scara, Bruccini fa il primo, a Rusico non ci ha pensato tutino. Un rigore, un c'era o spadaccino, ma poi già su Baclè ha fatto terzo all'87. E chi su purpette, Braglia si diverte, Mina su tu sette, quando trassa. Oh, che, Saracco all'Embaclè. Oh, che, canta alle cuse. E senza offesa finalmente ne ha trovato Cusenza, Serie B, dopo 15 anni d'assenza. E se fino alla finale non ci abbiamo fatto vita palla. E picchi giù campo siamo 12, c'è Gigi Marulla. C'è Gigi Marulla. Per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol di Marulla. Oh che, Braglia all'Embaclè. Oh che, canta alle cuse. Oh che, Braglia all'Embaclè. Oh che, canta alle cuse. Benvenuti a Replay, nuova puntata oggi a commentare la promozione del Cosenza in Serie B. Abbiamo visto le immagini della gara e della festa che c'è stata in città e in tutta la provincia, scene che nessuno ricorda, apocalittiche Franco. Qualcosina io la ricordo, sì, insomma, dei tempi andati, 87-88 qualcosa la ricordo sicuramente, ma ieri è stata qualcosa di eccezionale. Qualcosa di unico, abbiamo sentito anche questa bellissima sigla degli Zapata Style che hanno fatto questa canzoncina. Ma piove o grandine? Grandina. Che da stamattina impazza sui telefonini, insomma vi racconteremo tutto, lo faremo con il coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Eccola qua, è partita la sigla. Alla sigla. Andiamo a presentare i nostri ospiti, l'ex calciatore e allenatore Luca Altomare. Buonasera, grazie per l'invito. Luca, da quanto tempo? Da un po' di tempo, non ti vedevo da 2 anni forse. Bene. Però insomma mi hai fatto un invito nella, vabbè, è normale, diciamo, nella ci puntata stava, forse più poi importante, sai, dai, grazie. Qualche idea l'abbiamo. Grazie. Per la Gazzetta dello Sport Alessandro Russo. Buonasera, bentrovati. Per Sport Italia e Radio Monte Carlo Attilio Malena. Buonasera a tutti. E il nostro amico Aldo Cennamo. Lupi a lei. Aldo, ce l'abbiamo fatta? Alla È stata dura? Ma è stata bella. È stata bella. Allora, Franco, È stata dura. Chi se lo aspettava? Secondo me Guarda, quasi nessuno. Sì, diciamo che dopo aver sondato un po' tifosi, amici, addetti ai lavori, nessuno se lo aspettava. Questa scintilla, chi dice che è scattata dopo il rende, per quanto riguarda i playoff, sono d'accordo con il direttore sportivo Trinchera, che salutiamo, che è stato qui ospite con il nostro direttore Attilio Sabato poc'anzi nel TG, quando ha detto che la molla poi è scattata con la seconda partita di Trapani, quando il Cosenza si è imposto per 2-0. Poi è arrivata la gara con la San Benedettese, quel 2-1 in casa al Marulla, il 2-0 in trasferta, e lì quando è intervenuto pure il nostro amico e collega Maurizio Compagnò,
ha detto il Cosenza ha delle buone chance. Alla mia domanda, ma a questo punto tiferai è una parola grossa, avrò simpatia per il Cosenza. Così Maurizio Compagnò ci ha accompagnato anche lui insieme agli amici Gianluca Di Marzio e al fratello del dottore Carlo Federico Gianni, che è il coordinatore della Serie B, quindi staremo in contatto il prossimo anno con Sky. Appunto vedevano il Cosenza ben messo rispetto alle altre squadre, nonostante il Cosenza avesse poi nelle gambe 8 partite e magari altre squadre 4 come il Sud Tirolo, 4 come il Siena. Cosenza si è imposto una grande cavalcata, poi parleremo di questo, di quello che è successo ieri con la nostra grande diretta con Attilio Sabato, i colleghi Filippo Veltri e Arcangelo Badolati, che hanno tenuto per 3 ore e mezza viva l'attenzione. A proposito, sei stata intervistata pure tu? Sì, sono stata intervistata. Pure tu sei entrata praticamente stanca, nella però... storia del Cosenza Calcio di questo 2018, il famoso discorso dell'8, no? Esatto. Abbiamo vinto nell'88, abbiamo vinto poi successivamente nel 98 e adesso nel 2018. Io darei spazio subito agli ospiti perché c'è tanto materiale. Vai Silvia! Allora Luca, facciamo un commento tecnico con te. Le ultime partite sono state un crescendo. Nel momento in cui magari ci si aspettava una squadra stanca dopo tante partite giocate nello stesso mese, invece anche a Pescara il Cosenza è riuscito a dominare il campo e ha saputo esprimere il meglio delle sue potenzialità, sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista individuale. Quindi non c'è stato nessun calo di rendimento, anzi a differenza delle altre squadre è stata veramente quella che ha meritato di più. Sì, non c'è stato un calo né a livello collettivo né a livello singolo da parte mia e secondo me questa è una cosa importantissima, perché solitamente c'è qualche calciatore che dopo 8 partite, mi riferisco ovviamente ai playoff, qualche acciacco se lo porta dietro dopo comunque una stagione sì altalenante però comunque impegnativa. Non c'è stata, quindi vuol dire che la squadra stava bene mentalmente, era libera, aveva fiducia e quando c'è questa combinazione di elementi puoi fare qualsiasi cosa. Il Cosenza ci è riuscito meritatamente. Ha messo sotto tutte le squadre, sia sotto il profilo tattico che sotto il profilo atletico. Hanno coronato un sogno ovviamente che il pubblico cosentino aspettava da 15 anni, ci sono riusciti alla grande, inaspettatamente come si diceva all'inizio, ma meritato. Alessandro, allora si temeva questo avversario, il Siena, se anche decimato da qualche assenza ci si aspettava qualcosa di più, invece a parte qualche individualità tipo Marotta o pochi altri, in realtà ha giocato forse i primi 10 minuti in maniera più predominante. Ma il Siena, bisogna dare atto alla squadra di Mignani, durante il campionato è stata una delle migliori realtà, ha giocato un bel calcio, nella finale è arrivata, non dico incerottata, un po' di più. Non avere 5 giocatori a disposizione mette in ginocchio chi che sia. Hanno provato nei primi 15 minuti a sorprendere il Cosenza, ma poi i giocatori che aveva il tecnico a disposizione non avevano secondo me proprio il passo della partita, perché non hanno giocato durante il campionato. Poi il Cosenza ha preso un po' il bandolo della matassa e spinto dai suoi supporter ha fatto man bassa durante la partita. Si è visto come si può dire, il cult di questi playoff, notti magiche dovevano essere, notti magiche sono state. Il Cosenza ha giocato in velocità, Okereke e Tutino sono imprendibili praticamente in questa fase e immarcabili. Ci sono state delle giocate davvero d'autore, il Cosenza è andato sugli esterni dove Dorazio secondo me merita davvero un encomio per quello che ha fatto, il Capitan Corso lo stesso dall'altra parte. Il Siena ha potuto fare poco, quello che ha potuto fare lo ha fatto nei ritagli di partita che il Cosenza ha concesso. Ci sono stati quei 5 minuti, 10 dopo il 2-1 che hanno fatto un po' tremare, ma più che altro è stato un momento di paranoia collettiva, lo stadio ammutolito, i fantasmi del passato, ma quest'anno il Cosenza era più forte di tutto, anche della sua tradizione negativa, se mai esista. E quindi ha vinto con grande merito, non poteva che finire come tutti si aspettavano, cioè che il giocatore più osannato, Alain Baclé,
entra dalla panchina e segna un gol straordinario e poi festeggia. Cosenza ha vinto 3-1, la finale è stata una vittoria senza se e senza ma dal punto di vista tecnico e tattico. Braglia ha messo in campo la magistrale formazione regalatagli dal bravo e competente DS Trinchera e il Cosenza ha vinto con merito la finale e i playoff, alzando una coppa che ha mandato veramente in visibilio Cosenza Sportiva e tutta la provincia, uno spettacolo nello spettacolo. C'è bisogno di energia positiva e Cosenza in questo momento è davvero il top, si respira un'aria frizzante, c'è aria d'estate ma soprattutto c'è aria di vittoria. Nonostante la pioggia. Attilio, allora tu hai seguito la partita per Radio Monte Carlo, eri anche tu a Pescara, che idea ti sei fatto di entrambe le squadre? Ma innanzitutto doveroso e condivido pienamente la premessa che ha fatto Alessandro, onori al Siena per la stagione straordinaria, per il cammino importante che questi playoff, merito di una società che comunque nonostante gli sforzi è riuscito ad ottenere dei risultati importanti, ma merito soprattutto ad un Cosenza che si è fatto trovare pronto nel momento più importante della stagione. Di fatto ha asfaltato questi playoff dimostrando di essere superiore a tutto e a tutti, come diceva poc'anzi anche Alessandro. E la vittoria di Piero Braglia, il capolavoro assoluto, forse l'avventura più importante della sua carriera, riavvolgendo il nastro, prendendo la squadra dalla penultima posizione e portandola fino in Serie B. È la vittoria della società che nonostante tutto è riuscita a ripartire, è la vittoria del direttore sportivo Stefano Trinchera, che con competenza, anche con maestria e con tenacia è riuscita a sortire una squadra che è sempre stata forte e a mio avviso competitiva. E poi è la vittoria di un pubblico straordinario, un pubblico che ha invaso Pescara, un pubblico che ha fatto capire realmente che la Calabria può essere e può respirare aria di grande calcio. Una nota purtroppo meno lieta con il Crotone, una nota positiva con il Cosenza che ritrova una Serie B, direi, in maniera meritata sotto tutti i punti di vista, tattico, tecnico, ed ora arriva il bello perché veramente si può costruire un qualcosa di davvero importante. Grazie. Aldo, allora tu sei stato ospite fisso di questa trasmissione dalla prima puntata e ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto nelle prime 6-7 gare. Ma sono stati momenti che non penso che nessuno di noi potesse in quei momenti pensare dove si poteva poi e dove si è arrivati. Eravamo penultimi in classifica, c'era una situazione molto ma molto difficile, c'era la squadra che i giocatori che hanno vinto poi la Serie B io sono stato quello che in effetti sono stato molto duro in alcuni momenti, poi ho chiesto scusa perché bisogna essere sempre fare così nella vita, però sono stati momenti che poi quando la medaglia si è capovolta, è tutto successo, ma io vorrei partire da lontano, vorrei partire dal 2003. Se noi pensiamo il 2003, io ero a Pescara il 2003, a pensare a quello che è successo il 2003, quel gol di Marulla che è stato evocato anche... Non era il 2003. Il 2000, quando abbiamo... No, quando ci siamo salvati... Quando ci siamo salvati... giugno del 1991, quando ci siamo contro salvati... la Salernitana. Quando ci siamo salvati, eravamo a Pescara, Marulla fa quel gol. Oggi, 2018, a Pescara andiamo in Serie B. Era probabilmente tutto scritto, ma quello che c'è da dire è che il Cosenza ha dimostrato di essere molto molto più forte. Probabilmente quella partita che è stata determinante è stata quella in casa con il Rende, lì è scattata la molla, lì c'è stato proprio il massimo della sofferenza da parte di tutti, di Cimina che hanno sofferto, poi c'è stato tutto un cancan e via dicendo, ma da quel momento è scattata una molla fortissima ed è venuto fuori il Cosenza, i giocatori, la squadra, la società, tutto quello che c'era attorno e siamo arrivati alla Serie B. È chiaro che adesso bisogna lavorare per il futuro, poi ne parleremo, ma è una vittoria che onestamente rimarrà nei cuori, ma soprattutto le immagini di ieri, di avantieri, di questi giorni. C'è gente ancora a Corso Madrid stamattina che probabilmente ancora è incredulo, quasi non ci crede che possa essere successo tutto questo. Chi poteva immaginare? Nessuno di noi. Io tra quelli non pensavo che il Cosenza, dopo quello che era successo all'inizio e poi anche proseguendo, potesse... Però i playoff è stata la squadra più forte.
La squadra che è arrivata fisicamente, atleticamente, moralmente, psicologicamente è stata la squadra che in effetti ha dimostrato di essere più forte e ha vinto e siamo in Serie B e questo è un bel risultato e secondo me ci sono ancora altre belle storie che dovranno venire. Che dovremo raccontare, giustamente. Bene. Allora Silvia, Allora Franco, io direi abbiamo un po' di roba, abbiamo un po' di cose da vedere, Sì, ma sì. sicuramente partirei da vedere proprio gli highlights della gara. E ce li commenterà Così naturalmente ce li l'amico di Radio commentano Monte Carlo Attilio Malema, ecco, Enzo Leonetti in regia, poi abbiamo Massimo Fino che dirige la camera e poi Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Sì, ecco, puoi partire Attilio, vai. La notte della storia davanti a 10.000 cuori rossoblu e davanti circa 2.000 dei tifosi del Siena. In palio c'era un sogno, in palio c'era la storia, il Siena contro il Cosenza, un Siena che nei primi minuti si è reso protagonista di buone sortite offensive, ma il Cosenza ad avere una grande occasione con Dorazio che spinge sulla corsia di sinistra, prova a penetrare, dribbling, conclusione secca, ben parata in questo frangente da Pane quando siamo al 23esimo dopo la prima sfiorata iniziale del Siena. Ancora Cosenza, padrone del campo in questi minuti, se ne va Gennaro Tutino, la grandissima occasione, Gennaro Tutino, pallone perfetto al bacio per Mirko Bruccini che fa esplodere la gioia della panchina di Piero Brai e porta in vantaggio il Cosenza al 34esimo, forse lo snodo più importante di questa partita arriva grazie al gol del numero 21 Mirko Bruccini che conferma tutte le sue grandi capacità offensive sull'assist straordinario di Gennaro Tutino che poi più avanti diventerà uno dei calciatori più importanti e decisivo ai fini del risultato positivo ovviamente a favore degli uomini di Piero Braia. Rivediamo ancora una volta la palla al bacio del numero 25 classe 96 di proprietà del Napoli e la botta d'attaccante vero da parte del numero 21. Ancora il Cosenza a cucire il gioco con Ocherè che è veramente scatenato lungo l'auto di destra, converge verso il centro, prova a sfidare l'intera difesa nell'1 contro 1, va da solo, decide di andare da solo, conclusione per Mungo che di poco non sfiora il 2-0 al 44esimo. Proprio in chiusura di primo tempo, Cosenza padrone del campo anche poco dopo nella ripresa, un contropiede maestoso fornito da Gennaro Tutino, c'è Ocherè che un 3 contro 2, Gennaro Tutino però preferisce far tutto da solo e alla fine ha ragione con un gol straordinario, bellissimo, che fa definitivamente scattare la festa a favore degli uomini rossoblu. Gennaro Tutino, un uomo solo al comando al 47esimo, va sotto la curva per raccogliere la meritata ovazione da parte di tutti i tifosi, destro straordinario, imprendibile per l'estremo difensore del Siena. Un gol bellissimo, ha preferito far tutto da solo, come dicevamo prima, alla fine ha avuto ragione lui. Ancora lo rivediamo da più angolazioni, giustamente, e ancora una volta qui rivediamo l'azione come è partita, un'altra azione, il Cosenza che qui sfiora il 3-0, ancora in azione di contropiede, Ocherè che prova a saltare Pane, per poco non riesce a sorprendere l'estremo difensore che poi resta in piedi fino alla fine e non permette al Cosenza di andare sul 3-0. E poi Dorazio, protagonista di un cost to cost importante, la palla resta lì con una conclusione di Domenico Mungo che però non trova lo specchio della porta, sempre difesa da Pane e poi prova a reagire. Eccolo il momento importante, forse quello più importante dell'uomo più atteso, il numero 16 Alain Baclé, e poi uno dei pochi errori del Cosenza che costa caro però almeno in quel frangente. Calcio di rigore per il Siena, fallo di Castro Dermacu a favore di Marotta, lo rivediamo ancora una volta grazie alle immagini, grazie all'ausilio della regia. Marotta che non fa nulla per rimanere in piedi ma si conferma essere attaccante temibile, un altro calciatore di categoria che conferma di essere molto molto forte. Lo guadagna e lo trasforma lui in maniera impeccabile, riaccende una minima speranza al 72esimo quando mancano 15 minuti. Michele Mignani prova a sforare i suoi, ma poi alla fine vedremo che non ci sarà assolutamente niente da fare. Però calcio di rigore calciato in maniera perfetta da parte del numero 10 toscano, non ci può arrivare Umberto Seracco nonostante i suoi quasi 2 metri d'altezza, prova fino alla fine a rimanere, ad imporsi sul calcio di rigore, ma alla fine non ci riesce. Poi il Cosenza che non si ferma e qui recupera un pallone interessante con Mirko Bruccini, ancora una volta protagonista, la palla resta lì, occasione per Tutino che non riesce a trovare il gol del 3-1. E poi ci riprova il Siena su azione di calcio d'angolo con questo colpo di testa che per poco non impensierisce Saracco di Sbraga, ma è tutto fermo per fallo in attacco da parte degli uomini di Michele Mignani. Il gol dell'apoteosi, il gol che probabilmente può decidere le sorti, ci pensa Alain Baclé che anticipa tutti e firma il 3-1 all'85esimo. Adesso può scatenarsi la vera festa con il Cosenza che firma il 3-1 con l'uomo più atteso, con Alain Baclé che porta il Cosenza in paradiso, porta il Cosenza a rivivere un sogno, contenti tutti, quindi il sogno firmato anche da Alain Baclé. Possiamo
rientrare in studio. Attilio ci ha fatto rivivere questi 90 e passa minuti alla ancora, grandissima. C'è la Alla pelle grandissima. d'oca. Allora Franco, Eccoci qua. Il tecnico del Siena ha fatto i complimenti al Cosenza, ovviamente ha parlato molto bene. Sul gol di Baclea anche Braglia un timido sorriso perché era stato teso per tutta la gara. Partiamo da Mignani, per tutta la settimana ha cercato di tenere un po' desta l'attenzione dei suoi perché gli mancavano poi 5 calciatori, 2 erano stati espulsi al Massimino di Catania, poi c'era stato uno che era in diffida, altri 2 giocatori, Santini e Remondini mi pare l'altro, poi negli spogliatoi perché avevano parlato, abbiamo vinto contro tutti e tutti, anche contro questa Lega, DM, puntini sospensivi, lì c'era naturalmente l'ispettore federale ed è stato annotato sul taccuino, quindi 5 le assenze. Dicevo, Mignani ha cercato di tenere desta e alta l'attenzione nei confronti di questa squadra, sapeva che naturalmente aveva una buona rosa, ma c'erano, caro Luca, molti giocatori che nel corso dell'anno a Siena non avevano praticamente giocato spesso e volentieri, avevano poco ritmo partita e si è visto tutto in campo. Dall'altra parte io temevo solamente una cosa, temevo la difficoltà del Cosenza perché dopo quelle 9-8 partite in quasi 27 giorni, quindi la media di una partita ogni 3, pensavo dico la squadra forse sarà sulle gambe o risentirà dal punto di vista fisico, ma così non è stato. Dobbiamo fare i complimenti a tutto lo staff tecnico, a Luigi Pincenti in particolar modo per quanto riguarda Fischetti come allenatore dei portieri, i medici sociali, tutti insomma, da Braglia a finire al magazziniere perché hanno lavorato veramente alla grande. Bravo Mignani, professionale Mignani, allenatore del Siena, che praticamente ha detto che il Cosenza ha meritato e siccome lui è stato la bandiera del Siena Signori con 272 partite, è stato il capitano anche ai tempi di Conti, allenatore in Serie A, allora diciamo chapeau a Mignani perché dal punto di vista diciamo professionale si è dimostrato un grande professionista. Bene, allora, adesso il Cosenza, Franco dovrà... No, mi dicono che mi devo fermare per la pausa pubblicitaria, quindi... E poi abbiamo una telefonata. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, ci stanno arrivando un sacco di messaggi. No, leggili, rock, non soft, rock. Allora, il nostro tifoso appassionato, Elio Principato, che ci scrive: un ringraziamento al direttore Attilio Sabato e giornalista Veltri per averci fatti restare incollati alla TV e fatto gioire con la cavalcata di ieri. Poi il nostro amico Dione Salvi che ci scrive sempre. Forse non è Dione Salvi, aspetta un attimo. Giuseppe Tomasi. Giuseppe Tomasi, finalmente abbiamo realizzato il nostro sogno, è stata una cavalcata inimmaginabile, grazie a tutti, sto ancora sognando, forza lupi sempre. E poi un saluto anche a Marilena Gervasi che ci ha mandato un messaggio di complimenti per la trasmissione. Io guarda, stranamente, ma non ne capisco, forse di smartphone, mi è arrivato un messaggio ma non so chi al mittente, dice non è nella tua lista Luca, non ne capisco. Io lo leggo comunque. Vediamo un attimo, Massimo Dione Salve, allora forse il telefono era in crisi, ricorderò la partita di Pescara per sempre, è stata una giornata di sport che a noi fortunati che abbiamo deciso di seguire la squadra in finale ci ha regalato delle emozioni indescrivibili. Cosenza Sportiva ha saputo dare una grande lezione di calcio, di sportività e di civiltà, buona Serie B a tutti. Massimo Dione Salve, era scappato il numero perché no. Ok, allora abbiamo una telefonata in linea con Paolo Amedeo di Sport Italia, buonasera. Ciao, buonasera a te, buonasera Franco, ciao Paolo e buon pomeriggio a tutti i vostri ospiti. Grazie allora, Paolo. hai seguito ovviamente la gara. Era a Pescara, Paolo. Eri a Pescara, raccontaci un po'. Che emozione hai vissuto? Intanto devo dire che abbiamo vissuto un po' insieme ad Attilio il viaggio in mattinata ed è stato veramente straordinario vedere questa autostrada, l'Adriatica, invasa di colori rosso-blu festanti. Devo dire che mi hanno provocato anche grandi emozioni, perché quando un popolo si sposta così con grande passione, con grande voglia, con grande
fame di calcio non può che insomma riempirti d'orgoglio lavorare per un evento del genere. Poi l'atmosfera dell'Adriatico Cornacchia è indescrivibile, è un pubblico che aveva già riempito almeno un'ora prima i propri settori e poi insomma i 90 minuti che rimarranno insomma come dire immortalati in un contesto, in un momento storico particolare. Il Cosenza, lo avete ricordato più volte, mancava dalla cadetteria da 15 anni, quando Alessandro insomma e anche Franco soprattutto lo ricorderà bene, fu scippato dal diritto a partecipare nonostante la retrocessione. Fu preferita una squadra toscana, come dissi da te Franco la scorsa settimana, sì, insomma sì. Corsi e ricorsi storici, il calcio ti toglie ma il calcio ti dà. Vero. Benissimo. Bene, volevo chiederti, i giornali nazionali, anche le TV, anche Sky hanno dedicato attenzione al Cosenza, anche se nella stessa giornata si giocava il playoff di Serie B, insomma anche un po' più importante, Frosinone-Palermo, però abbiamo visto titoli su quasi tutte le testate nazionali. Anche Sky Sì, se ne è assolutamente, interessata. anche noi eravamo... Sia Sport Italia che Sky. Presenti al Cornacchia all'Adriatico, abbiamo realizzato qualcosa di straordinario anche in diretta. Ho voluto fortemente, dopo tutti i protagonisti, ma ho voluto fortemente tra gli altri che venisse ai nostri microfoni in diretta Kevin Marulla, perché Kevin Marulla a mio avviso rappresenta l'emblema di questa società ritrovata, di questo nuovo entusiasmo. Ha rappresentato non solo la parte professionale legata a un ruolo che negli anni è andato via via sempre recitando un ruolo importante, quello del team manager, ma lui rappresenta il vero e proprio collante con l'esterno, quindi con la tifoseria. È riuscito negli anni anche difficili, bui, col suo ottimismo, col suo grande senso di appartenenza a rincollare i cocci, come si suol dire, e devo dire che i fatti gli hanno dato ragione. Io nei minuti finali della partita, insomma, sui social abbiamo fatto un piccolo collegamento e devo dire che io stesso, risentendomi, ho avuto i brividi, perché nel finale ho rievocato proprio il momento storico a cui faceva riferimento prima Aldo Cennamo, il 91, in quella porta dove il Cosenza difendeva a denti stretti il risultato, proprio in quella porta Gigi segnava e in panchina invece sabato c'era il figlio, e quindi credo che questo sia l'inizio di un percorso che deve portare il Cosenza a sfruttare quest'onda di entusiasmo, a sfruttare soprattutto il grande apporto che il pubblico in questo momento sta recitando. E poi Franco, insomma, permettimi di elogiare un po' le tesi anche di un grande uomo che è Piero Braglia, grande protagonista. Il Presidente ha dato poc'anzi questa notizia. Insomma, con quello che hai scritto sulle pagine del Corriere dello Sport, grande stratega, hai ragione. Grazie. È uno stratega, Grazie. è arrivato in punta di piedi, ma con grande carisma ha ricompattato il gruppo insieme al suo secondo Roberto Chiutti, che ha un grande ruolo sotto il profilo anche psicologico della gestione del gruppo, e i risultati alla fine gli hanno dato ragione. Grande merito al Presidente, che ha saputo programmare nel tempo questo risultato, grande merito anche a Trinchera, che ha avuto la capacità e le spalle larghe di subire una contestazione che obiettivamente era inevitabile in quel momento, ma è riuscito con i fatti a portare gli uomini giusti a gennaio, e i fatti anche a lui hanno dato ragione. Grazie. Aldo, volevi dire... Di oggi è che Braglia è stato riconfermato per la Serie B. Tu come vedi questa riconferma di questo grande allenatore che ha portato il Cosenza nella cadetteria? La vedo, Aldo, sicuramente come un segno di continuità. Piero Braglia è un uomo di grande esperienza, un uomo navigato,
che conosce bene anche la cadetteria. Il primo anno a Castellammare è stato insomma un anno importante, lui può essere insieme a Stefano Trinchera, non dimentichiamolo, i due hanno un rapporto straordinario, può essere sicuramente un punto di partenza per come la vedo io, Aldo, se dovesse rimanere Braglia con un Trinchera galvanizzato e in grado di poter fare grandi cose sul mercato a partire già da un paio d'ore, perché sappiamo insomma che è già al lavoro, anche se magari apparentemente non sembra. Io credo che il Cosenza possa dare grandissime soddisfazioni anche il prossimo anno. Grazie, grazie Paolo Amedeo. Grazie per essere intervenuto con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buona Ciao, serata. ciao Paolo, ciao. Allora, insomma, Luca, ha detto sì, ha detto tante cose. Dopo approfondiremo anche la questione allenatore. Allora, Luca, come anticipava il collega, adesso si riparte dalla Serie B e la società sarà già al lavoro anche nelle prossime ore, perché ci sono tanti gli adempimenti da fare, c'è da ricominciare in un modo diverso, perché ovviamente dalla Serie C alla Serie B si parla di due mondi totalmente diversi. E guardando un po' quella che ieri è stata la griglia pubblicata anche dal Corriere dello Sport, in realtà qualcuno parla di una A2, in quanto in questa Serie B troviamo squadre fortissime, Benevento, Lecce, Palermo, Benevento, Avellino, scusami, Cremonese volevo dire, Crotone. Ma poi abbiamo anche Verona, abbiamo Venezia, abbiamo Padova, abbiamo Livorno, quindi insomma tutto Salernitana. Abbiamo Cosenza. No, lei diceva col Cosenza. Tutto sarà tranne che una passeggiata. No, assolutamente. Invece è un campionato interessante quello che ci apprestiamo da qui a qualche 15 settimana. giorni si parte per il ritiro, Luca, sì, 15-20 giorni. Comunque adesso viene il bello perché c'è l'entusiasmo, ma c'è anche da costruire e programmare quello che ovviamente si vuol fare per la prossima stagione, quindi capire quali saranno le strategie del Presidente, quelle che saranno ovviamente di conseguenza quelle del direttore sportivo e quelle che saranno di Braglia per far sì che insomma il Cosenza possa, tra tutte queste squadre, queste big che abbiamo appena nominato, ritagliarsi uno spazio importante per la prossima stagione. Siamo tutti in attesa adesso di capire i programmi, perché l'obiettivo raggiunto, tempo qualche giorno e poi svanisce tutto, poi ci si ributta nella prossima stagione, nel prossimo campionato, e quindi siamo tutti in attesa di capire quale Cosenza nascerà. Sono contento della riconferma di Braglia, perché penso che è un motivo di continuità, è un allenatore che sì, è arrivato, come diceva prima Paolo, in punta di piedi, dopo 5 giornate ha preso una squadra, si può dire allo sbando, no Alessandro? 2 punti in classifica, penso che un allenatore che accetti una scommessa del genere vuol dire che sa quelle che sono le proprie capacità e quelle che probabilmente con le proprie capacità dovrà dare ai giocatori che ovviamente fanno parte di questa squadra. Penso che ci è riuscita alla grande, gli ha tirato fuori tutto quello che poteva tirargli. Io credo che abbia lavorato tantissimo sulla testa dei giocatori. La parte atletica, la parte tattica in quel momento viene messa da parte. Braglia secondo me è riuscito veramente ad entrare nella testa e nel cuore di ogni calciatore ed è riuscito a cambiarli, perché poteva chiedergli qualsiasi cosa che si sarebbero messi tutti sugli attenti. Quindi sono contento che è rimasto lui e spero, mi auguro di vero cuore che da qui in poi si possa tenere questa categoria, perché io facevo parte purtroppo di quello scippo che ci hanno fatto nel 2003 e vi posso garantire che non è stata una bella esperienza, quindi
aver ripreso, aver ritoccato, se anche da tifoso, da ex calciatore, da ex allenatore del Cosenza, aver riassaporato ed aver festeggiato insieme ai tifosi questa Serie B è perché mi era stato scippato e quindi volevo che, con tutto il cuore, che il Cosenza si riappropriasse di una categoria che gli spetta. Ecco. Alessandro, allora, da dove bisogna ripartire e soprattutto da chi? È una bella domanda, È una bella domanda, impegnativa. C'è da dire che in questo momento Cosenza festeggia meritatamente, festeggia anche in virtù di una città all'avanguardia che può diventare protagonista e che può ambire ad altri palcoscenici. Si deve ripartire. Dove si deve ripartire? Si può e si deve ripartire dalla necessità di dare mandato al bravo tecnico Braglia con il capace direttore sportivo Stefano Trinchera di continuare il lavoro. Ha fatto un po' specie sentire qualche volta dire che Trinchera era sostenuto da un apparato dietro le spalle molto forte. Ben venga, nel senso che i direttori sportivi, se non hanno un'area di riferimento importante, difficilmente si può arrivare e si può vincere. Trinchera ha lavorato bene prima, ha lavorato molto bene nel mercato di riparazione e i fatti gli hanno dato ragione. Bisogna ripartire dalle difficoltà oggettive di confermare i prestiti intanto, perché noi abbiamo 3 perle come Tutino, Palmiero e Okereke che sono in prestito secco. Si sta lavorando per cercare di fare qualcosa, anche se una società di Serie A come il Napoli magari ha delle relazioni contanti e quindi bisognerà capire come. Poi la Serie B ha un quadro tecnico molto differente, quindi è necessario, per mantenere infiammato un ambiente del genere, prendere 5-6 elementi di categoria che sostengono una rosa che ha dimostrato di poterci stare. E poi ci sono dei discorsi diversi, secondo me. Si deve puntare anche a strutturare questo Cosenza, cioè il presidente Guarascio, a cui non si potrà mai fare complimenti così importanti per come li merita per aver riportato il Cosenza in Serie B, insieme alle istituzioni, devono capire che il Cosenza ha bisogno di una propria casa per il settore giovanile. Bisogna programmare da dietro, come fa l'Empoli, non parliamo dell'Atalanta, però cercare di costruire uno spazio del Cosenza dove i giovani possano crescere e possano essere la base sulla quale attingere, perché arrivati in B la fase della C ormai alle spalle. In B bisogna avere spalle larghe, programmare e avere la possibilità che le centinaia di giovani della provincia di Cosenza e anche della Calabria possano competere a tutti i livelli. Quindi serve un centro sportivo a me. Questo è il primo, posso dire una cosa in controtendenza, serve sicuramente un centro sportivo. Poi si riparte da un'altra cosa che è obiettiva e oggettiva. Cosenza in questo momento vola sull'aria, no? Si vola su un tappeto da sogno, c'è un'energia incredibile, che non si può, della quale non si deve dimenticare. E siccome, dico una cosa un po' in controtendenza, non vorrei fare troppi voli pindarici, però bisogna anche dargli dei messaggi positivi all'ambiente e a questa piazza che ha dimostrato di essere pronta per la Serie A. Molte squadre fanno il doppio salto. Ora il Cosenza deve strutturarsi, ma deve anche assecondare quest'area positiva. Non si può pensare in negativo. Le notti magiche evocate ci sono state. La comunicazione stile Sfinge e Braglia è stata vincente. Non so, vediamo, non ho capito, non so, vediamo, sono favoriti gli altri. E sicuramente questa è la strategia. Però partendo da questa energia magica che si respira a Cosenza... Me lo suggeriva Silvia, se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale il coro per Braglia di ieri sera, simpaticissimo. Ma io devo dire una cosa, Braglia merita un applauso davvero a scena aperta, perché ha gestito con il mignolo, come ho detto proprio da questa trasmissione, che è l'ammiraglia della comunicazione del Cosenza e del calcio calabrese, con il mignolo, con una sapienza e cioè un modo di fare strepitoso, nel senso... Con nonchalance ha preso Cosenza e l'ha portata in Serie B, gestendo la comunicazione, assecondando i malumori, capendo qual è la logica di un presidente che adesso sta diventando esperto di calcio. Ho visto gli occhi del presidente Guarascio in un'intervista alla RAI qualche ora fa e ho notato in lui una gioia senza se e senza ma. Giustamente, presidente, può esultare come può esultare tutto quanto lo staff dirigenziale. Ora però,
partendo dalla sapienza di Braglia, come diceva bene anche Luca Altomare, che è cosentino doc, mi posso vantare di aver fatto vacanze da bambini insieme e quindi diciamo ci capiamo molto facilmente. Abbiamo anche visto l'arrivo della squadra fianco a fianco ieri in tribuna. Non si può non tenere conto di questa atmosfera magica. Ora, senza andare troppo al di là di quello che è la normalità, ci sarà un grande derby con il Crotone e il Crotone fa scuola. Finalmente perché bisogna anche... ritorna un derby. Il Crotone chiaramente fa scuola come organizzazione, fa scuola anche, bisogna anche tenere conto di questo. Sono stati bravi ad andare in Serie A mantenerla, poi non sono stati fortunati nell'ultima stagione, ma costruire un asset con le squadre importanti che ti danno dei migliori giocatori, come ha fatto il Cosenza quest'anno, ricordiamo, Giusto. Trovato, è un bel giocatore, lo stesso Pasqualoni, Okereke, avete sentito il rap che sta facendo impazzire il web a Cosenza, Palmiero, Tutino a proposito, devo dire che quando ha cominciato a diventare titolare qualcuno ha evocato San Gennaro, perché insomma lui è napoletano doc, sa come fare e ricordo bene una partita moscissima al San Vito che lui segnò e infiammò il pubblico. Era quello secondo me la scintilla. Tutino ha dimostrato, ne parlavamo prima con Luca Altomare guardando, gli faceva notare da calciatore il movimento che ha fatto sul gol del 2-0, si è spostato per calciare l'esterno. È un giocatore che, ahimè, le notizie di mercato, qui torno nel mio ruolo, non dico che allontanano da Cosenza, però ovviamente al Napoli stanno bussando. Il procuratore è uno navigato, Tutino vorrebbe rimanere a Cosenza, ma ci sono equilibri che vanno al di là del bene e del male. Speriamo che la volontà del giocatore possa contare. Queste sono tante cose dalle quali bisogna partire, tenendo ben presente che Cosenza è stato fatto un capolavoro, che tutto è perfettibile, che il sogno può continuare, ma la Serie B è a un passo da là. A questo punto bisogna riorganizzare, resettare, magari giustamente con quell'energia come il rap che abbiamo ascoltato. Forse scherzando si può sognare molto in alto. E i complimenti al Cosenza sono arrivati da parte di tutti, Franco, dal presidente Noto, il presidente Vrenna, insomma tutti i presidenti della Casertana, della Vibonese, del CONI Malagò, anche del presidente Malagò. Diceva Attilio? A Pescara, tra l'altro. Sì. Dal presidente Gravina era lì. Così come il presidente della Regina Mimmo Praticò, così come tanti addetti ai lavori, ma mi ricollego velocemente a due discorsi al discorso che faceva prima Alessandro. Innanzitutto i rapporti, senza i rapporti probabilmente non sarebbe arrivato Ramos dal Parma. Ho indicato Ramos. Una curiosità, perché i due direttori che hanno trionfato in Serie A e in Serie B sono entrambi salentini, uno è Faggiano, l'altro è Trinchera, sono nati lo stesso giorno, il 10 gennaio, questo sta a testimoniare comunque come i rapporti siano importanti col Napoli, con lo Spezia, la concorrenza era agguerrita, presente, futuro, quello che può essere per Okereke, ricordiamo che il Cosenza il diritto di riscatto di Okereke è fissato a circa 2 milioni di euro, per Tutino c'è la Salernitana, c'è il Carpi, c'è il Lecce col direttore sportivo Mauro Meluso, c'è lo stesso Crotone che è stato a avvicinarlo. È una squadra di A, però al momento diciamo che la volontà dell'entourage sarebbe quello di arrivare per gradi a questa Serie B, quindi una sorta di asta per Tutino in B. Palmiero che piace sia a Lecce che allo stesso Crotone, con il direttore sportivo Ursino che è stato a avvicinarlo durante i playoff nel corso di tutto l'arco della stagione, e anche Okereke che ha attirato le attenzioni di molte squadre. Ma ripeto, c'è una base forte, il direttore sportivo Stefano Trinchera sa dove attingere, mi aspetto un Cosenza protagonista sul mercato a brevissimo, da qualche giorno, però è già programmato un summit per stabilire le condizioni per il rafforzamento di un gruppo che comunque è forte, era forte per la C e potrebbe essere anche per la B. Ascoltami Attilio, volevo farti una domanda. Prima di questa gara si era parlato anche di eventuali ripescaggi che potrebbero esserci dalla Serie C, in quanto una pugliese probabilmente è in difficoltà per quanto riguarda le iscrizioni e mettere a posto i conti della passata stagione. Allora, eventualmente è come... Ancora non sono usciti per i regolamenti dei ripescaggi. Potrebbe essere presa dalla C dalla B. O dalla si B. Parla dalla la Ternana è pronta. La Ternana è pronta. Si parla dalla B, dalla retrocessa della B. La domanda della Ternana è già pronta a scattare. La Ternana si sta attrezzando anche sul mercato con il direttore Pagni già molto attivo. Però il Bari a stretto giro di posta incasserà molto.
servono 5 milioni per Henderson, in arrivo una proposta importantissima dalla Fiorentina che vuole chiudere questa settimana, con Karamoko Sissé che passerà a stretto giro di posta anche all'Hellas Verona, con la penale con Fabio Grosso, quindi insomma, ce la faranno. Bari, a meno di clamorosi colpi di scena, si navigherà a viste, poi del domani resta il Cesena, i 5 milioni di euro da trovare a Cesena. Però il Cesena ha un progetto nettamente diverso rispetto a quello del Bari. In una piazza come Bari non puoi puntare a vivacchiare. Il Cesena, nonostante tutto, nonostante le cessioni, nonostante i giovani sfornati, a Sensi, a Ciano, a Maiello, ha una dimensione che sta acquisendo in questi anni totalmente diversa rispetto a quella del Bari. Mentre il Foggia filtra cauto ottimismo per la penalizzazione che doveva essere di 15 punti, ma a meno di clamorosi colpi di scena potrebbe tra i 7 e gli 8, stanno scegliendo il nuovo tecnico, hanno contattato Davide Nicola, c'è Zironelli del Mestre in ballo, ma il nome forte è quello di Oddo. Stroppa va a Crotone? Stroppa va a Crotone, martedì incontro decisivo, dovrebbe arrivare l'ufficialità, riavvolgendo il nastro c'erano stati dei problemi con il Foggia, con Stroppa che avanzava 3 mensilità, ma tutto sbloccato, il presidente Vrena si accolerà anche parte dell'ingaggio dello scorso anno di Giovanni Stroppa per cercare di riavvicinare il tifoso e di ripartire da un allenatore che pensa al campo e poco alle parole come Giovanni Stroppa. Martedì, giorno chiave, ma è praticamente tutto fatto. Aldo, volevo chiederti. Poi parliamo dello stadio, gli ispettori di Lega che arriveranno domani mattina per un sopralluogo, perché qui bisogna fare le cose per bene, prima della partenza del campionato che, lo ripeto, sarà il 24 di agosto. Esatto. Allora Aldo, ieri sera in questa festa, in questo saluto alla squadra, al San Vito Marulla si contano più di 10.000 presenze. Durante il corso di tutta la stagione, invece, la media spettatori è stata sempre sotto i 3.000. 1.700, 2.000, 1.900. Esatto. Anche soltanto un 50% Ma delle guarda, presenze di ieri sera sono auspicabili per la questione abbonamenti. Si parla di abbonamenti. Io penso che, stavo dicendo proprio questo, io penso che è il momento subito, senza perdere tempo, di lanciare la campagna abbonamenti. Siamo proprio nel più bello, la gente non vede l'ora di andarsi a fare un abbonamento perché la B è adesso la bisogna B. cavalcare anche la noi tigre. anche noi dobbiamo anche cambiare linguaggio. Negli anni 90 eravamo qui a commentare la Serie B, c'eravamo Franco, io ed altri, siamo i veterani di questi studi, abbiamo fatto anche, adesso abbiamo fatto la C, adesso siamo già, ho visto che Alessandro sia Valena e anche a Luca hanno già incominciato a fare questo passo avanti, lo dobbiamo fare anche noi perché la B non è una cosa, come vedete, è una A2, quindi ci sono squadre importantissime, il Cosenza deve allinearsi a queste squadre e pensare già al futuro, deve programmare, la programmazione è una cosa seria, Guarascio ha tutte le carte in regola per poterlo fare perché è riuscito a costruire attorno a sé tutta una serie di cose, dall'amministrazione comunale alla provinciale, a tutta una serie di cose che lui ha saputo fare. Era freddo, il calcio non era il suo, era uno che il calcio non lo capiva, adesso si è affezionato, adesso quando lo vedi, quando il Cosenza faceva un'azione lui si alzava, quindi è tutto. Adesso bisogna fare un mercato serio. Braglia confermato e la piazza aspettava questo perché c'era nell'aria che la piazza voleva Braglia. Ieri sera quando Braglia è stato chiamato per andare a prendersi gli applausi il San Vito è saltato in aria, è esploso, quindi vuol dire che c'è questo. Lui è riuscito anche ad entrare e penetrare nei cuori di ogni cosentino, e quindi questa è già una cosa importantissima, aver riconfermato Braglia. Adesso a Braglia bisogna dare, ma ormai è cosa fatta. Adesso dobbiamo pensare a fare una squadra, confermare se possibile questi giocatori che sono appetibili da altre squadre, ma bisogna assolutamente prendere pezzi pregiati, importanti, perché in B si deve lottare e si può lottare anche non per stare in B, ma per andare oltre, perché ieri sera ho sentito qualcuno che diceva adesso vogliamo là. Va bene. Bene, allora poi noi abbiamo le telefonate per la pausa pubblicitaria. Restate con noi e nella terza parte potete intervenire telefonicamente allo 0984 84 17 20. Restate con noi. Ci sono dei calciatori Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
questa parte di replay. Adesso apriamo anche alle telefonate, allo 0984 84 17 20. Ci sono delle immagini... Ah, mi dicevi del club di Mancone? Il mio sì, paese, perché adesso inizieranno Mangone. Un po' di festeggiamenti, inviti. Sì, sono arrivati degli inviti per cui... il 13 agosto, mi pare che ci sia la festa rosso-blu, che è organizzata appunto ovviamente la società parteciperà. Dice, oggi più che mai il club rossoblu Francesco e Vincenzo Merenda di Mangone organizza la 26esima giornata rossoblu in onore della promozione in Serie B del Cosenza. Come ogni anno saranno presenti alcuni componenti della squadra e allieteremo la serata con musica dal vivo, saranno presenti stand gastronomici, spezzatino, panini, eccetera, eccetera. Ricordiamo che il ricavato sarà come sempre devoluto in beneficenza e questo è il club rossoblu di Mangone, 26esima giornata rossoblu, prossimamente su questi schermi penso che andremo pure noi il 13 di agosto mi pare. Va bene, allora abbiamo una telefonata in linea, pronto? Pronto? Buonasera, vogliamo uno stadio più grande. Ciao amore, dici? Chi sei? Vuoi lo stadio più grande? Pronto? Sì. Chi parla? È un bambino, vabbè. Pronto? No, cautela okay. lì. Allora, Eravamo vuole lo stadio più grande, ha ragione. Allora Luca, uno stadio più grande. Lo stadio sicuramente più confortevole per le famiglie, ci potrebbe stare, vero? Questo fa parte sempre del progetto che è Progetto Cosenza, quindi ben venga... C'è stato un accenno ieri. C'è una telefonata, forse hanno lasciato il telefono? Pronto? Pronto? Sì, Salve, chi è? buonasera, chi Buonasera. è? Buonasera, Tonino Tocci. Ah, ciao buonasera. carissimo, allora. Buonasera. Grazie di essere intervenuti innanzitutto. Un piacere enorme, soprattutto perché io mi trovo al nord, sono a casa di mia figlia e devo raccontare la trasferta che ho fatto partendo da qui e aggregandomi ad un pullman organizzato dai lavoratori del nord, dai ragazzi tifosissimi che lavorano al nord. E con il mio inserimento abbiamo creato la fabbrica del tifo rossoblu. È stata un'esperienza indimenticabile, condita poi con la vittoria finale del campionato, che vi lascio immaginare la gioia di tutti quanti noi, di tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Cosenza, ma soprattutto di questi ragazzi che vivono qui al nord. Vi dico che è una cosa che non si può raccontare. Io mi sento ancora sono passati quasi 2 giorni emozionato perché sono arrivato ieri mattina a casa di mia figlia, poi al ritorno da pescare. Ascoltami, che cosa abbiamo... tu che ci sei sempre stato. Come? Tu che ci sei sempre stato. Sì. Lancia un appello per le persone che c'erano ieri sera di essere presenti in questo momento. Ma guarda, io in me l'ho già fatto, io ho fatto una previsione proprio sul pullman al ritorno da pescare, che noi quest'anno batteremo tutti i record degli abbonamenti, che mi sembra che il record di 30 anni fa, dopo che abbiamo vinto il campionato di Serie C e siamo ritornati in B dopo quasi un quarto di secolo, è stato di 1700 abbonati. Io credo che quest'anno sfioreremo almeno i 5.000 e ne sono pienamente convinto, perché visto l'entusiasmo, cioè si è svegliato una cosa nei cosentini che siamo stati troppo in letargo. E adesso le nuove generazioni, proprio vedere le nuove generazioni, l'attaccamento dei ragazzini, dei bambini, di quelli più giovani alla squadra è una cosa indescrivibile e sono convintissimo che noi faremo una grande campagna abbonamenti e nello stesso tempo sono convinto che il nostro Presidente farà una grande squadra. Già ha fatto il primo passo importantissimo di confermare Braglia. Sicuramente dietro la guida di Braglia e con il direttore sportivo Trinchera faremo una grande squadra. Io sono stato fermo al bar, tu non c'eri, quando torni? Te l'ha detto che è fuori ma quando torni? Ci manchi? Torno verso il 27. Benissimo.
Torna presto. Vi vorrei raccontare la festa che abbiamo fatto qui, dove abita mia figlia, che abita in un residence fuori Vicenza. Quando sono tornati, io ho 2 nipotine maschietti e una femminuccia qui, che sono tifosissime. Si sono fatte trovare in abiti rosso blu, con magliette, bandiere e cappellini. Abbiamo fatto sfilata nel residence e abbiamo svegliato, siccome in questo residence vivono degli americani che sono alla NATO, si sono accollati a noi, questi americani, genitori e figli, abbiamo festeggiato alla grande, concludendo con una grande, abbiamo fatto una grande arrostita con tanti barbecue che avevano in questo E birra a fiumi per gli americani, Tony, birra a fiumi o no? Birra, ma c'era di tutto e di più, caro mio, c'era di tutto e di più. Ok, grazie Tonino per essere intervenuto. Prima di chiudere, se mi è permesso, volevo salutare, Prego. se qualcuno mi sente qui al nord, come la sento io la trasmissione, tutti quei ragazzi, 54 ragazzi che erano con me sul pullman, sono stati non fantastici, molto ma molto di più. Vi ringrazio e sempre forza lupi. Grazie. Grazie, a presto, ciao. Allora c'è Alessandro. A proposito di quello che ha detto Tonino Tozzi, volevo fare i complimenti alla tifoseria del Cosenza, alle persone che hanno raggiunto Pescara con i pullman, ma anche a quelli del treno speciale, perché si sono comportati in maniera egregia, non è successo nulla e sono arrivati i complimenti da parte di tutti, anche delle forze dell'ordine, perché infatti hanno insomma saputo anche festeggiare. E complimenti anche, dobbiamo fare i complimenti alle forze dell'ordine per ieri pomeriggio, perché quando il pullman del Cosenza ha fatto il giro della città, i vigili urbani, anche il questore, il prefetto, tutti quanti, perché tutto si è svolto anche al San Vito Marulla, dove erano presenti sia Alessandro che praticamente Luca Altomare insieme ad Aldo Geno, nella grande normalità, non è successo nulla, solamente grandi feste, e sono mancati forse i fuochi d'artificio, però mi dicono che ci sono stati comunque. La maturità del pubblico cosentino. Vai Alessandro. No, niente, volevo citare tra le tante presenze che c'erano a Pescara, il Maxi Lopez e Amadou Diawara del Napoli con il loro procuratore, l'avvocato Daniele Pinaino, c'era Gigi Simoni, Ferroni, però vorrei citare che non era presente per motivi di lavoro Gianni Di Marzio, che ha fatto un tweet meraviglioso, il mister Gianni Di Marzio: grande Cosenza, ha scritto su Twitter, hai meritato sul campo e fuori, ritorno in B, Braglia, fantastico condottiero, pubblico unico, forza lupi sempre nel cuore. Gianni Di Marzio è un tweet, ieri l'ho sentito per motivi riguardanti il Palermo, era molto contento del Cosenza e citava questo tweet che è davvero il tweet di Gianni Di Marzio, naturalmente. Anche altri ex giocatori come te hanno festeggiato, c'erano ieri sera anche a San Vito Marulla. C'era anche Tommaso Napoli e qualchun altro, diciamo, dislocato negli altri settori, però è stata una gran bella festa. È stato bello. Tutto tranquillo. Forse c'è una telefonata, Silvia? Sì, pronto? Pronto? Sì? Pronto, chi parla? Sono la signora Anna, volevo intervenire alla trasmissione. Prego, signora. C'è il ritorno forse in TV. Signora, può dire tutto. Allora, per la bella vittoria conquistata del Cosenza, la poesia. ho scritto una poesia in rima dal titolo Cosenza in Serie B, che vi faccio ascoltare. Prego. Prego, signora. Allora, il Cosenza è ritornato in B. Il Cosenza all'inizio dell'anno giocava sottotono con grande affanno. Dovrebbe abbassare un po' il volume del televisore. Esonerato l'allenatore, ha scelto Braglia, che della categoria è gran conoscitore. Giusto. Perché poi c'è il ritorno. Signora, può abbassare un attimino il volume del suo televisore? Con grande soddisfazione il Cosenza è risalito, facendo felici i tifosi di ogni rione.
Ecco, forse dalla regia siamo rimasti sul rione, però purtroppo c'era il ritorno che forse metteva in difficoltà la signora, perché merita la signora Anna, bravo Alessandro. Brava Alessandro. Un applauso alla signora. Sì, perché ha letto una bella poesia che poi l'ha scritto di suo pugno. Sì, ma ieri insomma abbiamo visto anche macchine colorate a festa. Diciamo una trans collettiva. Ah, eccola, forse... E la devo ripetere da capo? No, signor, deve ripartire da Rione, dove è rimasta sul Rione. Ah, dal Rione. Rione, può riprendere la successiva rima baciata dopo Rione. Ai playoff il risultato... Va bene. Ai playoff il risultato è stato sorprendente, fino a sabato col Siena per una finale incandescente. Sì. È arrivata la promozione in B, non si poteva fare più di così. Grandi i festeggiamenti fino a notte. Grandi i festeggiamenti fino a notte inoltrata per la bella vittoria conquistata. Benissimo, benissimo. Grazie signora, grazie. Grazie per la bella poesia. O no? Sono goduta anche con un primissimo piano della regia, quindi devo dire che la signora, oltre a rappresentare, come si può dire, il genius loci, la signora Anna. C'erano tantissime persone, anche di una certa età, in giro per Cosenza, dai balconi. Questa creatività non di maniera della signora va premiata, davvero fa piacere che ci sia un'intensità per tutti, no? Ieri, per esempio, quando la squadra è arrivata a Piazza Europa, c'erano molte donne, molti signore anche di mezza età, che ho sentito dire delle frasi che mi hanno lasciato vedere. Sì. Grande Cosenza, la gente è proprio, secondo me, chi non ha mai vissuto in prima persona questa vittoria è rimasta proprio scioccata anche dall'atteggiamento dei ragazzi, perché è una squadra di giovani che poi ha fatto un tipo di campionato e ai playoff, come abbiamo detto, si è trasformata. Come diceva bene, lo ribadiamo che ha portato bene, come diceva Benigni in Johnny Stecchino, non si somigliano per niente. Cioè, ma guarda, io ti posso garantire che tra strada e poi casa per il televisore, quindi seguire la nostra diretta con Anna Franchino, il direttore, 3 ore e mezza con Arcangelo Badolati e Filippo Velli, hanno fatto qualcosa di bello, mi sono complimentato con loro perché abbiamo vissuto e toccato con mano, cioè questo pullman dei calciatori, il dottore Costabile, Braglia, lo staff tecnico, lo staff sanitario, tutti quanti, e con Baclette, Ochere, che tutti, nessuno si voleva praticamente spostare, volevano tutti, voglio dire, essere lì davanti e salutare i tifosi, insomma si sono integrati in questa che è la città di Cosenza. Franco, guarda, qualcosa di incredibile, caro Alessandro Carattilli, ma veramente qualcosa di emozionante. È la testimonianza lampante che la gente ha voglia di sognare, che c'è voglia di qualcosa di positivo, che non sempre bisogna cogliere gli aspetti negativi, non sempre si è voglia di festeggiare, si ha voglia di tornare a sognare, di riscrivere storia, ma a livello generale, perché molto spesso traspare messaggi negativi, i giovani di qua, i giovani di là, tutti hanno voglia di sognare, tutti hanno voglia di lanciare messaggi positivi e il calcio molto spesso si tramuta poi come nella vita quotidiana. Quello che ho notato io è che è stata proprio le famiglie, i ragazzi, i bambini, quindi è un fenomeno sociale che ha investito tutti, è una cosa veramente meravigliosa che ha messo in moto una macchina che sembrava che stava impazzendo perché la gente festeggiava, quel pullman che girava per la città, lo stadio che aspettava con ansia che arrivasse quando è arrivato il pullman c'è stata, ma abbiamo visto anche tramite la nostra televisione che cosa c'era, che lievitava in città, quindi vuol dire che questo fenomeno sociale ha investito anziani, giovani, bambini, c'è tutto uno strato sociale che ha fortemente portato al Cosenza questo affetto. Poi un'altra cosa, questa simpatia anche fuori da Cosenza, che il Cosenza è riuscita ad accarezzare e ad avere. Di persone dall'America. Bravissimo, questa è una cosa veramente che mi ha veramente scioccato a me. Infatti ho incontrato anche un ragazzo a Pescara, fuori dallo stadio, che ha detto io vivo qui, sono felice perché oggi sto vedendo tutti i miei amici, mi sembra di essere a Cosenza. No, prima Paolo citava il viaggio per arrivare a Pescara,
In ogni autogrill in cui ci si fermava c'era un'invasione pazzesca dei tifosi del Cosenza, veramente, nonostante non tutti, anche i tifosi del Cosenza, fuori l'Italia, il mondo, si rende protagonista veramente di un qualcosa di importante, ma per come ci si è arrivati, per la cavalcata, per dove si è partiti, veramente un qualcosa di eccezionale. Ecco qua l'immagine del pullman con Braglia che viene salutato dai tifosi del Cosenza, c'è il dottor Enrico Costabile a fianco. Ma queste immagini sono veramente da un uomo schivo, un uomo che pensa al campo, pensa al suo lavoro, prendere o lasciare. Si è immedesimato, si è buttato anche lui nell'atmosfera che stava vivendo. Se uno cammina, si fa una passeggiata per la città, giusto per rendere conto a chi non è di Cosenza, magari improvvisamente distratto pensa a un'altra cosa, c'è qualcuno che gli ricorda qualcosa, che c'è qualcosa di strano, perché senti chiunque canticchiare il riff di Baclé. No, È impossibile non sapere. E questo, Franco, questo per ritornare alla domanda che ha fatto prima quel bambino, significa che noi dobbiamo fare adesso questa cittadella proprio per essere una cittadella dove tutti possono andare, con ristoranti, con il cinema se possibile, con una serie di cose che devono accogliere i tifosi, perché questo significa che i 10.000, i 15.000, se c'è tutto questo, andranno a vedersi la partita, si possono... Aldo, io dico solamente una cosa che è stata scritta, nuovo, moderno, come quello che hanno a pochissime città, e Cosenza non deve essere di meno, uno stadio accogliente per tutti, dove i comfort non devono mancare. Concordo con te, prima di dare la parola... Mi sembra il sindaco abbia detto è stato chiaro, ma ieri il sindaco è stato molto chiaro. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buon pomeriggio, sono Cosimo, chiamo da Cosenza. Salve, buonasera Cosimo, prego. Salve, volevo fare due piccolissimi interventi che riguardano uno l'aspetto prettamente dei tifosi e l'altro quello tecnico, sfruttando anche la competenza di tutti voi in studio. Per quanto riguarda lo stadio mi auguro che in vista soprattutto la campagna abbonamenti che verrà fatta, perché Cosenza da questo punto di vista risponde sempre presente, ci sia un'apertura quanto più possibile ampia dei vari settori, perché la partita a Costruttirollo ha dimostrato che nel momento in cui si è passati in vantaggio era diventato praticamente un catino lo stadio e loro buttavano palloni fuori perché non sapevano più come gestirla. È vero che sono abituati a pochi tifosi, ma noi abbiamo veramente una fetta di pubblico che in molti stadi nemmeno di Serie A si vede. Un esempio su tutti, il Mapei Stadium di Sassuolo fa di media 3-4 mila spettatori a settimana, e parliamo appunto di Serie A. Poi però io mi auguro che l'aspetto che sogno della festa possa riguardare esclusivamente i tifosi, mentre in ambito societario già da oggi si guardi con concretezza alla Serie B, perché io spogliavo quella che era la nostra rosa attuale, e a parte alcuni elementi su tutti Bruccini, Ida e Perez che poi sono arrivati, abbiamo molti tra prestiti e fine contratto che andranno in scadenza il 30 di giugno. Poi ne parliamo, siamo in chiusura, parleremo di questi che sono in scadenza. Quindi io mi auguro che venga fatta una campagna acquisti importante, anche per stimolare ancora di più l'entusiasmo dei tifosi, a partire magari da una prima punta importante che in Serie B fa sempre la differenza. Vi ringrazio e vi ascolto da casa. Grazie a te Cosimo, grazie, buonasera. No, io volevo dire due cose, rispondo subito a Cosimo. Prima che è stata scritta una gran bella pagina praticamente di storia di questa città di Cosenza, perché poi lo sport, il calcio in particolare, fanno parte di quella che è la grande città di Cosenza. E poi per rispondere a Cosimo dico solamente una cosa, che sono quelli in scadenza di contratto, li conosciamo tutti, no? Da Corsi a Mungo, scadenza di contratto, Calamai, scadenza di contratto, poi torneranno Perina dalla San Benedettese e Mendicino dal Monza, quindi questi due sicuramente saranno i primi giorni di ritiro per metà luglio alla Duchessa San Giovanni in Fiore. E poi naturalmente, Alessandro, dovremo vedere quello che succederà con i rinnovi, anche Baclet per esempio, come diceva l'amico Cosimo prima, in scadenza di contratto, lui vorrebbe rimanere a vita qui a Cosenza perché si trova benissimo, e quindi insomma anche perché ho visto una foto su internet, col mojito? Non solo col mojito, con la fascia tricolore, quindi Baclet, sindaco di Cosenza. No, un ragazzo di Lille, nato in Francia da genitori canesi. Baclay, scadenza di contratto, prima di questi playoff era, non dico praticamente tutto fatto, ma c'era una trattativa molto ben impostata con la Regina, probabilmente nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra il direttore sportivo Stefano Trincheri e il suo entourage per definire e capire la fattibilità di un eventuale rinnovo di contratto. Per quanto concerne sempre la Regina, proprio per far capire come in realtà cerca proprio un attaccante, non solo Baclay,
Sforzini martedì ci sarà un incontro, così come per Pier Giuseppe Maritato, un altro ragazzo della provincia di Cosenza. Questo per far capire che comunque, nonostante tutto, il valore dei calciatori del Cosenza è sempre stato apprezzato. E adesso è salito notevolmente. Assolutamente adesso sì. è salito notevolmente. Tra l'altro per Bruccini c'erano almeno 6-7 emissari di club pronti a seguirlo nella finale, così come lo stesso Dermaco, quindi il valore dei calciatori del Cosenza, come giustamente dicevamo prima, si è salito sempre di più. Devo dire però a tutela del Cosenza, anche dell'atteggiamento del club, che difficilmente il Cosenza, da quello che so, si priverà dei propri giocatori di proprietà. Bruccini può piacere quanto vuole, ma è un capisaldo della squadra. Né il presidente Guarascio né il direttore Trinchera lo considerano sul mercato. Mi fermo perché altrimenti... Perché siamo in chiusura. E allora? Lunedì prossimo noi torniamo. Sì, sicuramente. Il direttore ci darà spazio lunedì prossimo per un'altra trasmissione. Vedremo quello che succederà in settimana dopo le feste, che ci saranno ancora, e quindi... Bene. Saremo qui con voi. Allora, io volevo ringraziare Luca Altomare, grazie a te, Alessandro Russo, grazie a voi, grazie a voi, Gennamo. Grazie Salve. a te Franco. Grazie Silvia. Lunedì prossimo, sempre a replay, sempre alle 15. Arrivederci. Arrivederci. Con mano proprio i caroselli per strada. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.